Eccoci pronti per una nuova edizione del nostro TG, tanti gli argomenti, ma cominciamo dai titoli. Nessun incontro con il commissario del PD Graziano, così l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle che puntualizza l'alleanza solo con liste civiche. L'azienda sanitaria di Cosenza ha nominato il primario di ginecologia per lo SPOC Paola Cetraro. Dopo le proteste dei mesi scorsi arrivano le prime risposte. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 sta registrata alle 4.57 nel Tirreno Cosentino, l'epicentro ad una profondità di 267 km. A seguito della scossa per qualche ora è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Cetraro e Paola. È rientrato nel suo paese dopo la cancellazione del divieto di dimora in pompa magna applaudito dai suoi concittadini. Lucano, visibilmente commosso, ha detto che continuerà a lavorare per l'accoglienza. Saracena ha reso omaggio a Filippo Di Benedetto, paladino dei diritti umani in Argentina durante la terribile dittatura militare del generale Vileda. Fermo il campionato di Serie B, la scena è stata occupata dal campionato di Serie C dove hanno brillato la Reggina vittoriosa in casa e il Catanzaro in trasferta, un punto per la Vibonese ancora sconfitto il Rende. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano c'è la politica con particolare riferimento alle prossime regionali in Calabria. Il Movimento 5 Stelle smentisce possibili accordi con il PD e incontri con il commissario Graziano nella nostra regione. E l'europarlamentare Laura Ferrara da Bruxelles a puntualizzare e dire l'alleanza solo con liste civiche. Vediamo. A Roma nasce il Conte bis, mentre in Calabria prosegue il botta e risposta fra il senatore Ernesto Magorno e l'europarlamentare Laura Ferrara. Anche oggi l'ex segretario del Partito Democratico calabrese torna sull'argomento alleanza con il Movimento 5 Stelle, con vista sulle regionali. Il senatore consiglia al governatore della Calabria di fare un passo indietro e di emulare Zingaretti, che ha stretto l'alleanza con il movimento. Non è la prima volta che l'esponente del PD sollecita il partito calabrese a seguire le orme che hanno portato alla nascita del nuovo governo. Con la stessa puntualità, l'europarlamentare Laura Ferrara, attraverso la sua pagina Facebook, ribadisce ciò che ha più volte detto e lo fa anche in una dichiarazione pubblica che vi mostriamo direttamente da Bruxelles. Diversi articoli di giornale riportano la possibilità di un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD a livello regionale. Bene, voglio ricordare a tutti che le regole del Movimento non permettono coalizioni con partiti politici e che l'unica alleanza prevista, così come votata a luglio, è con le liste civiche pure. Non ci saranno dunque alleanze con chi in perfetta continuità con i propri predecessori ha portato avanti politiche incondivisibili e scellerate, sia nel settore ambientale sia nella gestione dei fondi europei e del denaro pubblico in generale. Peraltro leggo stamattina di un fantomatico incontro con il commissario del PD in Calabria. Bene, sono qui a Bruxelles a portare avanti il mio lavoro nel Parlamento europeo. Non ho incontrato nessuno e nella mia agenda non è previsto alcun appuntamento con esponenti del PD per discutere di elezioni regionali. Parliamo adesso di sanità. Durante le scorse settimane abbiamo seguito la protesta a Cetraro dove alla Iannelli si chiedeva la riapertura del punto nascita, una protesta vibrata. Oggi arrivano le prime risposte, vediamo. Dopo l'estate calda della protesta a Cetraro, dove il sindaco Angelo Aita ha trasferito l'ufficio nel piazzale dell'ospedale, sit-in che non ha mobilitato neanche a Ferragosto, dopo l'eclatante blitz in regione con i cartelli e la fascia tricolore per chiedere la riapertura del punto nascita del Iannelli e la nomina del primario, arrivano con la ripresa delle attività le prime risposte. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha nominato
nominato il dottor Raffaele Misasi, direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia allo SPOC di Paola Cetraro a firmare la delibera. La nuova manager dell'ASP Bruzia, Erminia Pellegrini. Il dottor Raffaele Misasi è primo nella graduatoria del concorso pubblico effettuato nel 2015 e concluso nel 2017. Il nuovo primario è anche referente della banca del cordone ombelicale di Reggio Calabria. Tanta paura per la nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 che è stata registrata all'alba stamattina nel Tirreno Cosentino, l'epicentro ad una profondità di 267 km. A seguito della scossa per qualche ora è stata sospesa la circolazione ferroviaria a Paola proprio per precauzione. Tutto poi è tornato alla normalità. Vediamo. Trema la terra in Calabria nella notte, intorno alle 4:57 a largo della costa calabrese nel Cosentino, nei pressi di Cetraro, si è registrata una scossa di magnitudo 4.2 ad una profondità di 267 km. È stato un terremoto profondo del Mar Tirreno, è stato rilevante perché di magnitudo 4.2, quindi una magnitudo sicuramente significativa, anche se è opportuno precisare immediatamente che questo tipo di terremoti non producono mai alcun tipo di danno, data la profondità enorme. La profondità è stata localizzata a 267 km sotto la superficie e quindi diciamo che le onde sismiche prodotte da un tale evento hanno tutto il tempo di attenuarsi in modo da arrivare alla superficie senza produrre danni, data la distanza enorme. Allarmismo e preoccupazione fra la popolazione dopo il terremoto avvertito venerdì scorso con epicentro Cerisano. Il terremoto di venerdì scorso è stato avvertito distintamente in una vasta area, nonostante avesse una magnitudo decisamente più piccola, solamente 3.4, però era molto meno profondo, circa 30 chilometri. E quindi lei capisce c'è un ordine di grandezza in meno come distanza tra la sorgente e la superficie e quindi anche se le onde prodotte dal terremoto di venerdì scorso avevano un'ampiezza decisamente più piccola, sono state comunque avvertite distintamente in superficie proprio per il fatto che il terremoto era crostale, come lo definiamo noi sismologi. Il professore La Rocca ci mostra gli eventi sismici che si sono registrati negli ultimi 3 anni e dice non bisogna allarmarsi, ma c'è comunque da stare allerta. È anche altrettanto opportuno non tranquillizzare gli spettatori, perché il rischio sismico in Calabria è altissimo. Questi 2 terremoti, quello della notte scorsa e quello di venerdì scorso, sono 2 tra tantissimi terremoti che avvengono distribuiti nel tempo in modo più o meno casuale, quindi fanno parte della normale attività sismica dell'arco calabro. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del ritorno di Mimmo Lucano a Riace, vi abbiamo anche riferito della festa, dell'accoglienza che gli ha riservato il paese e Mimmo Lucano ha detto io continuerò a lavorare così come ho sempre fatto. Vediamo. È contento di essere potuto ritornare nella sua Riace Mimmo Lucano, che ieri ha voluto incontrare la stampa. Riace mi ha accolto, anche le persone che non hanno votato per me, io ero candidato come consigliere di minoranza, hanno raccontato tante cose che non erano vere. E Riace, io ho detto non ce l'ho rancore, non ce l'ho vendette, voglio dire che questo è anche il messaggio della sinistra, di una idea di sinistra che non deve soffermarsi solo sulla contrapposizione, sull'essere fiscale, ma sul costruire mondi di umanità. Lucano ha raccontato le vicende che lo hanno portato ad essere sotto processo per la gestione dei fondi destinati ai migranti. Ha parlato di atteggiamenti persecutori contro di lui, di come nulla si aspetti da questo nuovo governo, lontano da chi, ha detto, è di una sinistra che non c'è più. Anzi, Lucano teme vendette e ha citato l'ex prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ora capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione al Ministero dell'Interno.
dell'interno, che ha detto di voler incontrare in un faccia a faccia. L'ex prefetto di Reggio Calabria ha avuto un ruolo centrale e siccome è capo dipartimento, ma non lo so come lui si organizza per farmi pagare, per farmi... quelli che fanno parte dei poteri forti ce l'hanno questa possibilità. Madonna mia, sono capaci di... Io non sono niente, capito? Altra polemica con il parroco di Riace, visto che le campane hanno a lungo suonato più volte durante la conferenza stampa. Chissà fanno apposta. Lo fanno apposta, sì. Ma questa vicenda con annessa polemica con il nuovo sindaco di Riace ci interessa poco. Più di rilievo è sapere che Mimmo Lucano non ha intenzione di candidarsi alle elezioni regionali e ascoltare cosa pensa di Salvini. Quello che so è che non voglio avere ruoli ad alti livelli, non voglio. Io sono uno della base, della militanza, come diceva Salvini, io appartengo al popolo degli zero. Cioè tu citi Salvini? Sì. Non vale manca la pena. Lui pensava di essere onnipotente, pensava che arriva in Calabria, che diceva quelle dichiarazioni, poi alla fine non... Io sono tornato a casa, lui è andato a casa. Le persone nel mare, lasciate nel mare. E lui veniva fotografato mentre stava mangiando. Questo è un delirio, è il fallimento umano, devo dire questo, senza vendette della società disumana. A Cassano allo Ionio adesso, perché il consigliere regionale Gianluca Gallo dice che Contrada Silva non può diventare la pattumiera della Calabria. Vediamo. Contrada Silva a Cassano allo Ionio non può diventare la pattumiera della Calabria. A sostenerlo il capogruppo regionale della Casa delle Libertà Gianluca Gallo, che con una nota interviene sull'autorizzazione concessa dal governo regionale al sopralzo della discarica. Cassano non ha mai fatto mancare, in oltre 20 anni di attività della discarica controllata di Contrada Silva, spiega Gallo, il proprio contributo in termini di solidarietà nei riguardi di altri comuni nel settore rifiuti, non sempre ricevendo le dovute compensazioni. Un'esperienza alla quale nel 2015 si era deciso di porre termine con un voto unanime del Consiglio Comunale, onde impedire la realizzazione di nuove buche e soprattutto di consentire che col tempo potesse rimarginarsi la ferita ambientale oggettivamente apertasi nel cuore di un territorio produttivo ad alta vocazione agricola e turistica. Invece la Regione ha deciso diversamente. Dispiace che la questione sia stata trattata in gran segreto, a quanto pare anche col consenso del Comune, senza un benché minimo accenno di confronto con la città. Per quanto mi riguarda, conclude Gallo, nessun dubbio, sarò in campo per dire no a un provvedimento assurdo. La cronaca ci porta a Crotone. Come sapete è morto il 36enne ferito sabato scorso, è purtroppo la terza vittima a Crotone nell'arco di un anno. Vediamo. Se l'intento di chi ha fatto fuoco era quello di uccidere Giovanni Tersigni, l'obiettivo è stato raggiunto. Se invece il 36enne crotonese, vittima di un agguato nel centro storico, doveva essere soltanto avvisato e gambizzato, allora si è andati oltre disegno criminoso. Il giovane è stato avvicinato mentre era seduto sui gradoni di Piazza Albani, nel quartiere della Ferriata, e raggiunto da almeno 5 colpi di pistola calibro 7,65. 3 proiettili lo hanno colpito alle gambe e al gluteo, provocandogli la rottura di una vena principale e causando un'emorragia che gli è stata fatale. Non c'è stato nulla da fare. Tersigni, soccorso e trasportato in ospedale in gravissime condizioni, è morto in sala operatoria. Le indagini della squadra mobile di Crotone sono in corso e al momento non trapelano particolari che possano aiutare a ricostruire l'ambito in cui è maturato il fatto di sangue. Certo è che l'omicidio del 36enne è il terzo episodio avvenuto nella zona storica della città nell'ultimo anno. La morte del giovanissimo Giuseppe Parretta prima, poi l'omicidio di Stefano D'Arca e adesso l'agguato mortale a Tersigni. Cittadini e associazioni invocano maggiore attenzione e vigilanza. Il controllo del territorio attraverso la videosorveglianza è una misura improcrastinabile. Ancora cronaca a Reggio Calabria, dove un uomo è stato adescato e rapinato, 2 donne sono finite in manette. Vediamo.
Sono stati gli uomini della volante fermati dalla stessa vittima ad arrestare 2 donne di 58 e 39 anni, la prima italiana, la seconda di origini cubane, che a Reggio Calabria, con la promessa di una prestazione sessuale, hanno condotto un uomo in una zona appartata nei pressi della stazione e con l'aiuto di 2 complici lo hanno aggredito e derubato di un'ingente somma di denaro prima di darsi alla fuga. All'uomo è stato puntato un coltello alla gola. I dettagli raccontati dal malcapitato hanno consentito ai poliziotti di individuare le 2 donne che sono state portate in carcere. Sono in corso indagini per risalire all'identità dei 2 complici. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Una discussione degenerata in lite e poi finita, complice forse l'assunzione di alcol, con un accoltellamento, è accaduto a Cariati durante i festeggiamenti per un battesimo. Un uomo di 32 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. 2 altre persone sono state denunciate in stato di libertà. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante l'alterco la persona fermata avrebbe estratto un coltello lungo 16 cm per poi colpire più volte il suo interlocutore. L'aggressore e i 2 denunciati avrebbero poi abbandonato il locale senza preoccuparsi delle condizioni del ferito. L'uomo è stato prima accompagnato nel punto di primo soccorso e poi, per la gravità delle condizioni, trasferito in risoccorso all'ospedale di Cosenza, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. 39 migranti, tutti uomini di nazionalità irachena, sono sbarcati questa mattina al porto di Crotone dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza al largo dello Ionio, 90 miglia circa dalla costa. I migranti, secondo quanto si è appreso, erano a bordo di una barca a motore e una volta raggiunti sono stati trasbordati a bordo della motovedetta. Ad attendere i migranti al porto di Crotone c'era il personale della Croce Rossa italiana e agenti della Polizia di Stato. I migranti, dopo una prima assistenza prestata al momento dell'arrivo, sono stati trasferiti nel centro di accoglienza Cara Sant'Anna di Isola Caporizzuto. Si chiamava Attilio Mamone, aveva 24 anni, da Tropea si era trasferito a Chianciano in Toscana per studiare scienze umane. È deceduto ieri di un incidente stradale che ha visto rimanere gravemente ferito un suo amico. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri nel territorio del comune di Pienza, piccolo centro della provincia di Siena. La Toyota sulla quale i 2 viaggiavano è finita in una scarpata mentre percorreva la strada provinciale 40. Lo schianto è stato devastante. Saracena ha reso omaggio a Filippo Di Benedetto, paladino dei diritti umani in Argentina, durante la terribile dittatura del generale Vileda. Vediamo. Saracena ha omaggiato il sindacalista Filippo Di Benedetto per aver contribuito a salvare diverse vite umane negli anni della dittatura in Argentina. L'amministrazione comunale gli ha dedicato una piazza del paese. Finalmente, dopo tanti anni, questa comunità riesce a rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri, una persona che appunto è figlio di Saracena, un saracenaro, un calabrese che si è distinto oltre i confini della nostra nazione, ma si è distinto per una cosa davvero importantissima, per aver salvato delle vite umane. Semplice e sobria la cerimonia che ha visto la partecipazione di Enrico Calamai, a quell'epoca viceconsole italiano a Buenos Aires, che insieme a Di Benedetto sfidarono uno dei regimi più violenti della storia, dando rifugio ai braccati, permettendogli di ritornare in patria e salvarsi dalle oppressioni o addirittura dalla morte. Io lavoravo al consolato d'Italia a Buenos Aires. Filippo rappresentava l'Inca CGIL, era uno dei rappresentanti della collettività italiana in Argentina ed eravamo in contatto continuo. Quando poi c'è stato il colpo di Stato e sono cominciati a venire in consolato giovani che avevano bisogno di aiuto, Filippo si è subito prestato, è stato fondamentale. Si è esposto generosamente, con molta intelligenza e molto coraggio, e penso che molta gente sia potuta partire grazie al suo interessamento. Mio padre era una persona speciale perché era l'onestà, era la dignità, era la responsabilità e il cuore che aveva per salvare vite umane.
Parliamo di calcio, una prova positiva per il Cosenza nell'amichevole con il Lecce a pochi giorni dalla sfida con il Pescara. Vediamo. Quotazioni in rialzo per il Cosenza dopo la bella prova al Via del Mare. L'amichevole con il Lecce è servita per mantenere il ritmo gara durante la sosta e provare da subito nuovi arrivati. Sensazioni positive da Lazar, al di là della traversa colta con una bella conclusione a distanza, l'ex Newcastle ha mostrato una condizione già soddisfacente. Meno brillanti alla distanza Leandro Greco e Zinedine Masciac, che però si sono inseriti negli schemi Piero Braglia, aumentando il tasso qualitativo dell'organico. I rossoblù hanno giocato a viso aperto e, salvo qualche sbavatura, tenuto testa alla formazione di Liverani. Baez e Pierini hanno insidiato la porta di Vigorito e solo nel finale di primo tempo i salentini si sono fatti vedere in modo pericoloso dalle parti di Perina, con l'ultimo arrivato in casa giallorossa, Babacar, che dopo aver fallito una facile occasione ha realizzato la rete del vantaggio sul calcio e punizione battuto da Petriccione, superando Perina con un colpo di testa. Nella ripresa, il Cosenza ha schierato 8 calciatori diversi rispetto alla formazione iniziale e ha raggiunto il pari controvato, bravo a concludere in diagonale sull'assist di Carretta prolungato da Baez. La reazione del Lecce ha prodotto gli spunti di Farias e Lamantia, ma anche i rossoblù si sono fatti vivi con Cone. L'ex Torino ha impressionato per vivacità e intraprendenza. Nel finale un altro blackout ha consentito a Mancosu di prendere la mira e battere Saracco per il sorpasso decisivo, ma restano le buone cose fatte vedere durante 90 minuti, una base su cui lavorare nei giorni che precedono la gara con il Pescara. In Serie C hanno brillato la Reggina, vittoriosa in casa, il Catanzaro in trasferta, un punto per la Vibonese, ancora sconfitto il Rende. Vediamo. 2-2, la Reggina sfrutta il doppio turno casalingo e rimane in scia alla Ternana. Gli Amaranto si sbarazzano del Bisceglie rispettando il copione davanti a 9.000 persone e salgono a quota 7 punti in classifica. Denis stavolta parte dalla panchina, ma Corazza non lo fa rimpiangere facendosi trovare al posto giusto sul traversone di Bresciani per l'1-0. Il raddoppio nella fase finale del primo tempo, il cross di Bellomo attraversa tutta l'area e Garufo, appostato sul secondo palo, batte Casadei mettendo un'ipoteca sul match. La ripresa a ritmi più lenti, il Bisceglie prova a farsi vivo ma non punge, la Regina non forza eppure trova il tris con Bianchi che in mischia mette lo zampino sul 3-0. C'è anche Catanzaro a quota 7, i giallorossi espugnano Monopoli tenendo a bada i padroni di casa, autori di un buon avvio di gara e venendo fuori la distanza. Recriminazioni di Euteri sul finire del primo tempo per il contatto su Fischnaller, poi nella ripresa sale in cattedra Canutè, prima un gol annullato, poi quello che vale la vittoria con una bella progressione sulla destra e la conclusione precisa da posizione defilata. Dopo il vantaggio per il Catanzaro altre occasioni non finalizzate e un brivido nel finale con Cuppone che ha la palla del pareggio ma la mette fuori d'un soffio. Una bella Vibonese domina la gara con la Cavese, giocata al Menti di Castellammare, ma non va oltre il pari. La squadra di Modica colleziona palle gol, ma sbaglia l'impossibile, fino al vantaggio siglato da Malberti su assist di Tito. Anche nella ripresa gli ospiti creano le condizioni per il raddoppio, ma mancano di precisione e fortuna. Inevitabile arriva la beffa al 90° con il gol di Roberto che si muove bene in aria e segna la rete del pari. Sul neutro di Vibo, altro stop per il Rende che lascia strada alla capolista ternana. L'ex Cosenza Partipilo porta in vantaggio gli umbri poco dopo il quarto d'ora. I biancorossi non si scoraggiano e trovano il pari con Origlio, bravo a deviare in rete, un suggerimento di Massimo Loviso. Nella ripresa nuovo vantaggio della Ternana sul calcio di rigore con Salzano che trasforma il penalty concesso per l'atterramento di Ferrante da parte di Vivacqua. Chiudiamo con le previsioni del tempo. La nostra regione si trova a cavallo tra due perturbazioni, una che scorre a nord, l'altra che risale da sud e che probabilmente potrebbe interessarci da mercoledì. Nel frattempo il tempo rimane parzialmente nuvoloso con una lieve instabilità. Domani nubi sparse medio-alte, possibili brevi piogge sulla Sila e dal pomeriggio sera anche sul Reggino. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani poco mosso il Tirreno, quasi calmo o poco mosso lo Ionio, venti deboli dai quadranti orientali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.